come diceva Eleanor Roosevelt, i diritti umani nascono nei piccoli luoghi e si difendono nei piccoli luoghi, quindi questo è il senso di stare a Rosolina Mare qui da anni ormai per questo festival molto bello che quest'anno giunge al 25° anno insieme al 20° anno del premio di Amnesty International Italia al migliore brano sui diritti umani, quindi sono due ricorrenze importanti. Altri festival che avevano maggiori sponsor, maggiori finanziamenti sono naufragati per mancanza di ideali e quelli noi ce li abbiamo ancora intatti. Poi vedremo, adesso che siamo diventati grandi, cosa faremo, ma intanto la gioia e l'orgoglio di essere arrivati a un quarto di secolo di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, io me lo gusto tutto, questo orgoglio, mi gusto tutta la soddisfazione. E questa doppia ricorrenza ha dato l'idea a noi di realizzare un documentario che si chiama Rumore, Human Vibes, sul rapporto tra musica e diritti umani, che prende proprio spunto anche dall'esperienza prima di Villa D'Ose e poi di Rosolina, con interviste ai vari premiati, alle varie premiate delle varie edizioni. È un documentario di Simona Cotozza e Samantha Cito, prodotto da Amnesty International Italia, Fleet Tales, Giallo Mare Film, in collaborazione con Voci per la Libertà. Stiamo pensando di fare un'anteprima a Roma il 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani, e poi nel 23 di avere la versione integrale e iniziare a farlo un po' girare. L'Uomo Nero. Io, Carmen, non so se quando hai scritto questo brano avevi l'idea di lanciare un campanello d'allarme o adesso ti sembra quasi una preveggenza, non lo so. Io continuo a pensare e a sperare che sia solo un campanello d'allarme e che questo brano serva appunto a tenere alta l'attenzione sui rischi e sui pericoli. Tra l'altro, per citarti, visto che è la prima volta che diamo per la seconda volta un premio, direi che ho l'abitudine di tornare nel tuo caso. Ecco. Dobbiamo capire come siamo arrivati all'Uomo Nero dal punto di vista di un'organizzazione per i diritti umani. Ci siamo arrivati dopo anni e anni di narrazioni tossiche, velenose e divisive che hanno diviso verticalmente questo nostro paese in chi è meritevole di diritti e chi non è meritevole, slogan facili, faciloni, irresponsabili come prima gli italiani e poi gli altri, ammesso che poi ci resti qualcosa per gli altri. Teorie come quelle della coperta corta, per cui i diritti non coprono mai tutto il tessuto sociale, il corpo sociale, teorie come quella che i diritti a un certo punto finiscono e quindi come fosse un forno che ha terminato il pane, c'è qualcuno che poi quei diritti non ce li ha, l'idea folle che i diritti si meritano, per cui si meritano comportandosi bene, dunque chi non si comporta bene, ammesso che poi si sappia cosa vuol dire comportarsi bene, i diritti non ce li ha. Tutte queste narrazioni tossiche dovrebbero produrre un senso di profondo allarme in questo paese. Hanno prodotto in realtà un'idea pericolosissima che ci sono interi gruppi di persone che sono considerate una minaccia da altri, sono considerate un nemico. Penso alle persone che hanno un background, un'origine migratoria, penso alla comunità LGBTQIA+, penso alle donne, e ogni giorno vediamo le conseguenze del discorso di odio, di questa invocazione dell'uomo forte, dell'uomo nero, della donna nera, che si abbatte sui senza diritti, sui senza voce, sui senza protezione. Allora io credo che i campanelli d'allarme servono e io penso che questo brano sia un campanello d'allarme che ogni volta che si ascolta dovrebbe farci sentire una sveglia dentro. Su quale tipo di società noi vogliamo? Una società che divida verticalmente tra noi e loro, tra noi e gli altri, o una società inclusiva basata sui diritti, basata sull'idea, e questa è la cosa più importante, sull'idea che se tu dai diritti a chi non ne ha, non li stai togliendo ad alcun altro, basata su un principio che ci vuole una politica di coraggio, una politica che punti sui diritti, sul progresso. Io l'ultimo gesto più o meno coraggioso delle istituzioni di questo paese l'ho visto il 17 luglio di 5 anni fa, del 17, quando è stata finalmente, con 29 anni di ritardo, adottata la legge che introduce in Italia il reato di tortura. Poi non ho più visto nulla, ho visto rinvii,
ho visto esplodere l'aggettivo divisivo per rimandare ogni discussione su questioni fondamentali di diritti umani nel nostro paese. Ogni cosa che ha a che fare con i diritti è giudicata divisiva e dovrebbe essere unificante in una società che crede ai diritti. Ecco, noi, Amnesty International, le organizzazioni della società civile, le artiste e gli artisti al nostro fianco, abbiamo in mente questo modello di società che progredisce, che dà diritti, che dà garanzie, che dà protezioni e non vediamo un'alternativa, anche se è evidente che c'è chi la vede e la promuove, perché una società divisa, basata sull'odio, basata sull'esclusione, è una società che non ha futuro, ha solo un passato, e il passato è quello dell'uomo nero.